Non riusciva più a vederla soffrire a letto, un peso che portava da anni, e così con un cuscino l'ha soffocata, poi ha preso 2 coltelli da cucina e si è ferito al petto. Il dramma si è consumato questa mattina all'alba tra le mura di questa casa nelle campagne di Cadoneghe, prima periferia padovana. Ferruccio Bosello, 84 anni, ha ucciso la moglie Natalina Milani, 81 anni, che da tempo era malata, poi ha tentato il suicidio e ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova. A scoprire la tragedia è la compagna del figlio della coppia, che come ogni mattina prima di andare al lavoro passava a salutare gli anziani suoceri. Ha trovato Ferruccio agonizzante in cucina e Natalina esanime a letto. Ha chiamato il compagno e i carabinieri, giunti subito sul posto. Natalina da 3 anni era malata di Alzheimer, una situazione seguita anche dal comune. Il sindaco Marco Schiesaro è corso subito a porgere le condoglianze. Noi conoscevamo la situazione di lei per la malattia, la patologia che aveva, era anche seguita in base alle richieste della famiglia e si andava anche a un controllo domiciliare. La signora era malata ormai da tempo, da 3 anni ormai. Una famiglia tranquilla, unita nell'affrontare il dolore per la malattia di Natalina. Venerdì sera, l'ultima cena, tutti assieme. Ferruccio era apparso sorridente, nulla lasciava presagire la tragedia imminente.